Io mi meraviglio come tutto il mondo non pensa più alla Napoli del teatro, del cabaret e delle tradizioni. Oggi si racconta solamente la monnezza per televisione. Non potete immaginare che gli tenevo una sacchetta. La sacchetta mia. Quando era bella, appena vicino a quel bidone faceva tenerezza. Ero al balcone tutti i giorni mi guardavo. Fin quando il terzo giorno io ci parlavo. Voi forse non mi credete. Che pure ho una titina, lo secondo piano di rimbetto, quando scendeva a fare spesa, ormai tutti i giorni la salutava a quella sacchetta. E la sacchetta rispondeva, sotto a quel quartiere divieto di abbandonare i rifiuti. Ma chi ti abbandona mai la sacchetta mia? Ormai sono 3 giorni che ci conosciamo. Io ci contavo i problemi miei e essa pareva i consigli. Però per 20 giorni notte a rindosonna all'indra esatta mi scetava. E crei che sto rumore? Dice Dio, ero camera monnezza. Un rumore che noi non siamo abituati. La mattina appresso mi affacciai e non baretto giù la sacchetta. E subito pensai, ma che conto hai fatto mio? Ma è passato un anno. E agli rappisciai la televisione, mettetto telegiornale e varetta isso. Olla, noi ricetti! E chi che si è rubato la sacchetta mia? Chi sa fine mo a una scusa? E chi sa mo a la misa? Ma che di uno come a te che tiene sacchetti tutte specie, genovese, milanese, bolognese e romano. Proprio a me viva pigliare che è una sacchetta napolitana.